we get it almost every night. When that moon is big and right, it's supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their shoes to keep it tight. Everybody's dancing. Amici, benvenuti anche oggi a Chiacchiere Caffè, buon inizio settimana a tutti, spero abbiate trascorso un bellissimo weekend, vi siate rilassati, c'è un po' freddo, siamo nei giorni della merla, però insomma vediamo di affrontare al meglio la situazione e di pensare anche alla nostra salute. Infatti oggi mi farà piacere parlare con voi di salute, è venuto a bere il caffè oggi infatti un dottore, il dottor Valerio Alberti, benvenuto dottor Alberti. Il dottor Alberti, vi presento le sue diverse cariche perché ne ha più di una, è direttore generale della ULSS 3 di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, poi è coordinatore della conferenza dei direttori generali del Veneto, quindi anche un ruolo appunto a livello regionale, e poi è vicepresidente FIASO, ovvero Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, e quindi così si muove con disinvoltura anche a livello nazionale, per cui veramente trasversale dal territorio alla regione, poi appunto a livello nazionale anche questa carica importante. Ma entriamo un po' nel merito, dottor Alberti, appunto del suo ruolo e poi anche delle caratteristiche del modello Veneto, visto che ha questa vetrina privilegiata e sicuramente ha maturato una grande esperienza, poi parleremo un po' anche delle sue note biografiche. Quindi caratteristiche del modello Veneto che ne fanno, si sa, un modello d'eccellenza e di esportazione. Sì, il modello Veneto, spesso se ne parla, spesso viene sempre richiamato come modello di riferimento, ma io penso che le caratteristiche che nei decenni hanno fatto del Veneto un servizio di qualità siano molteplici. Innanzitutto direi non dimentichiamoci le scuole mediche, no? Noi abbiamo una tradizione di scuola medica molto importante e ogni sistema ha alla base le competenze, quindi la competenza si costruisce nelle scuole, nell'università, quindi da questo punto di vista questo è un fattore che non viene richiamato spesso ma che invece bisogna avere a mente. L'altro aspetto è certamente il modello policentrico del Veneto, perché il Veneto ha, rispetto anche ad altre regioni, una qualità diffusa, cioè tu non riesci ad avere una qualità delle prestazioni anche lontano dai grandi centri, diversamente magari in qualche altra regione quando incominci a allontanarti dai grandi centri magari la qualità non è magari più quella. Come si dice, sempre meglio star bene, perché purtroppo in alcuni contesti regionali, anche del sud, insomma, si sa, non c'è questa qualità diffusa. Ecco, il Veneto non ha fatto un po' la politica delle cattedrali e quindi è una qualità diffusa. Questo è un altro elemento di forza straordinaria che poi c'è da aggiungere un aspetto assolutamente peculiare che poi il Veneto ha anche un po' imposto a livello nazionale, si è imposto con autorevolezza per l'integrazione sociosanitaria. Tant'è che è stata una decina di anni fa anche recepita nella normativa nazionale ed è stato proprio preso a riferimento il modello del Veneto. E cosa significa esattamente integrazione sociosanitaria? Significa che i problemi delle persone sono, visto che oggi i problemi più importanti sono legati alla patologia cronica, sono affrontabili in modo migliore non solo dal punto sanitario della cura, ma anche dal punto di vista del sostegno sociale, perché pazienti con patologie cronico-degenerative hanno bisogno anche di supporti e di sostegni di tipo sociale. Quindi l'intuizione che affonda le radici in decenni di storia veneta è stata proprio quella di mettere insieme, cioè non c'è una sanità e poi un sociale,
ma c'è un obiettivo comune che è la persona, e quindi i servizi sanitari e i comuni si mettono insieme per supportare queste persone. Questa integrazione sociosanitaria è una tradizione lunghissima nel Veneto ed ne ha fatto veramente un modello, una peculiarità che un po' tutti, quando si parla di questo argomento, si cita il Veneto. Beh, appunto, credo che per quanto riguarda sempre l'integrazione sociosanitaria sia da segnalare il fatto che il coordinamento della conferenza dei direttori generali del Veneto, appunto, è un'esclusività del modello Veneto, giusto? Sì, Cioè, altre ecco. regioni non hanno questo tipo di modello, di approccio, di dialogo, di interscambio, no, tra tutti i direttori generali delle ULSS. Sì, ecco, quella conferenza dei direttori generali in effetti è un po' una particolarità che è nata anni fa nel Veneto, che io attualmente mi onoro di presiedere, ma è nata probabilmente proprio perché, cioè, diciamo in relazione al policentrismo veneto, quindi alla necessità di fare sistema sempre di più. Ecco, un'altra caratteristica del Veneto che ha fatto il suo successo è di essere un sistema, quindi di operare con una visione d'insieme. La conferenza dei direttori generali probabilmente è espressione di questa esigenza. Probabilmente proprio nel DNA, diciamo, no? Anche Credo di sì. dei medici veneti, del sistema sanitario, quella Della di questa cultura attenzione, della veneta. cultura, Sì. perché insomma, a parte l'Università di Padova, fondata nel 1222, quindi davvero si parla di anni e anni or sono, e da subito Padova è diventato centro universitario di riferimento di grandi medici del tempo, Altro quindi che. da lì ad oggi questo ha creato una cultura che davvero ci invidiano anche all'estero, cioè vengono anche qui, non ci sono quelle fughe probabilmente di cervelli come in altri contesti, no? Ci sono anche, diceva prima, visto che lei è proprio un manager della salute pubblica, ci sono anche molti finanziamenti, c'è una bella distribuzione delle risorse anche economiche relativamente al sistema sanitario veneto. Sì, devo dire che diciamo, un altro fattore di successo del Veneto è proprio legato a un buon uso delle risorse, quindi se noi rapportiamo l'attività resa e il costo di questa attività anche rispetto ad altre regioni, vediamo che con questi finanziamenti riusciamo comunque a dare una buona risposta ai cittadini. Bene, queste insomma sono buone notizie perché dopo siamo noi i primi, visto che residiamo in Ovvio. Veneto, a beneficiare di un Altro ottimo che. sistema sanitario. Parliamo sempre di Veneto, poi entreremo nel merito magari più della territorialità della zona dell'area di Bassano del Grappa, insomma, dove lei esercita pienamente la sua professione. Caratteristiche del modello Veneto, no, stavamo dicendo. Per quanto riguarda invece alcune problematiche legate alla salute dei veneti, no? Ci sono delle cose, delle malattie o delle problematiche di salute che hanno la preminenza, diciamo, rispetto ad altre? Beh, diciamo che i grossi gruppi di patologie sono un po' quelli che un po' di tutta di tutto il territorio nazionale, come anche di tutto, diciamo, tutti i paesi industrializzati, la fanno un po' da padrone sia le malattie cardiovascolari sia che la patologia oncologica, come diciamo, grossi capitoli. Restano questi due mali, Sì, diciamo, questi più. sono assolutamente i fattori più, diciamo, le patologie più importanti anche nel nostro territorio. Quindi malattie cardiovascolari in particolare? Beh, patologie cardiovascolari, che vuol dire sia quelle del cuore, ma anche quelle magari legati tipo all'ictus, quindi problemi diciamo anche cerebrali, non solo Quindi cardiaci. l'infarto rimane insomma uno Sì, dei l'infarto, fattori di mortalità ancora più alti? sì, certo, rimane un fattore assolutamente importante, come la diffusione dei tumori. Da questo punto di vista, quindi, la conseguenza è che il servizio sanitario cerca di contrastare questa situazione lavorando non solo ovviamente sulla diagnosi tempestiva, di screening e la buona cura, quindi centri qualificati di trattamento, ma anche cercando di lavorare in quel settore che si vede meno nei suoi risultati, ma che è fondamentale, che è
diciamo, lo stile di vita, quindi la promozione di sì, stili, delle di sane stili di vita sani. abitudini Sì, alimentari sono anche, no? fondamentali. Perché dicevamo insomma che una delle caratteristiche dei veneti è sicuramente quella di apprezzare la buona tavola, ma anche il gotto de vin, come si dice da queste parti, Sì, no? sì, in alcune Questo, zone. il buon bicchierino al giorno toglie il medico di torno, ma Sì, più bicchieri lo chiamano in zona, quindi certo, ci sono esattamente. problemi. Insomma, adesso l'ho detto Esattamente. con un sorriso, però ci sono problemi molto gravi legati all'abuso appunto di alcol, purtroppo Sì. ancora in Veneto, anche tra i giovani. Sì, esatto, cioè, quindi distinguendo bene un uso corretto della bevanda alcolica, che non, diciamo, non è un problema, da quello che è un abuso, che invece è un problema di salute importante. È chiaro che l'azione di contrasto, in particolare in alcune zone del Veneto, è rivolta all'abuso delle sostanze alcoliche, come peraltro agli altri fattori di rischio che ben conosciamo e i cui danni conosciamo benissimo: il fumo, di sigaretta, che sappiamo essere assolutamente nocivo, ma anche l'obesità o il sovrappeso o la sedentarietà. Sono tutti questi elementi che oggi diciamo che è un investimento per il futuro. Avere buoni stili di vita vuol dire fare un investimento per la propria salute. E per quanto riguarda l'abuso di alcol mi viene in mente una notizia di cronaca, insomma adesso ci sono anche così giovani imprenditori, tra l'altro ne ho invitati qui un paio, sono proprio due, che hanno inventato un vino senza alcol, si chiama Wine Zero, non so se lo sapeva, glielo dico, sono stati tra No, i miei veramente. primi ospiti. Ah. E questa probabilmente insomma è anche una buona notizia, no? Come medico so che ci sono molti medici che lo stanno ordinando, quindi le do questa Ecco, francamente non chicca. lo Sì, sapevo. sì, tra l'altro sono Non- proprio di Vicenza, quindi lei che è a Bassano eventualmente potrà Questa valersi. creatività sempre. Sì, giovani hanno sentito proprio l'esigenza, insomma, per Ho capito. contrastare questa problematica reale che c'è anche appunto tra molti adolescenti, hanno inventato questo vino senza alcol che pare insomma che abbia un buon sapore e che possa magari in qualche modo risolvere. Quindi quella è una cosa, poi sicuramente per quanto riguarda l'obesità, per quanto riguarda il fumo, credo che anche lì campagne di prevenzione a livello sanitario veneto se ne facciano davvero molte, quindi si tratta poi anche nella capacità delle persone di recepire i messaggi, no? Se ne fanno molte nelle scuole, si cerca di intervenire sugli adolescenti perché sappiamo che l'uso delle merendine, cioè il problema di un'alimentazione corretta è un problema. Da questo punto di vista anche la famiglia è molto importante nell'educazione alimentare, cioè come la famiglia imposta il bambino, il ragazzo nelle abitudini alimentari, quindi bisogna fare attenzione perché poi non si vede subito il potenziale danno, ma si vede molti anni dopo, ma poi viene fuori, quindi da questo punto di vista diciamo è un aspetto importante, come anche quello dell'attività fisica, che non è solo importante a tutte le età, è poi particolarmente importante negli anziani. Non credo Voi che... organizzate, vero, anche sì, a livello veneto, regionale o a livello territoriale, corsi per anziani, corsi Sì, per la terza esattamente. età, insomma, Sì, quindi c'è un anche, impegno. anche con i comuni in modo da favorire questa... Noi cerchiamo come sanità di evidenziare quelli che sono i fattori che influenzano la salute e poi per gestirli insieme anche agli altri interlocutori, come ad esempio appunto i comuni. In un anziano un'attività fisica è un farmaco, è meglio di molti farmaci, ha una potenza benefica, Sì, l'attività a livello mentale fisica e fisico, perché insomma poi... assolutamente, assolutamente, è il miglior farmaco, Quindi lei la consiglia vivamente. Cosa possono fare gli assolutamente. anziani? Ginnastica dolce, Sì, corsette certo. lungo gli argini? Ginnastica dolce, ci sono appunto dei corsi, delle occasioni per anziani, l'importante è moltiplicarle e partecipare. Ecco, sempre rimaniamo nell'area del Veneto, poi entriamo più nello specifico magari di Bassano. C'è un'altra realtà importante che mi ha segnalato prima, quella delle cosiddette aree vaste, giusto? Sì, Di cosa si tratta? Sono 5, mi dicevano, Sì, il le Veneto. aree vaste. Allora, il Veneto è una delle regioni che ha mantenuto un elevato numero di aziende sanitarie, sono 21. Poi ci sono le 2 aziende ospedaliere di Padova Padova e e Verona, Verona. dove c'è l'università, e poi c'è lo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto.
Allora, diciamo, siccome un aspetto importante è anche quello dell'economia di scala, il fatto quindi di mettersi assieme, per esempio per procedere ad acquisti, ecco che sono state create 5 aree vaste, quindi non esattamente, l'idea è dell'area vasta come provincia, è stato un po', come dire, semplificato perché diciamo che Belluno va con Treviso e Rovigo con Venezia, quindi sono 5 aree vaste del Veneto che sono diciamo, dei bacini più ampi dove organizzare attività che traggano vantaggio appunto da un approccio diciamo, di maggiore dimensione. Si è partiti con la parte tecnico-amministrativa, quindi per esempio gli acquisti, ma cito un esempio che è quella rete dell'infarto che ha riguardato anche gli aspetti sanitari, per cui per ogni provincia la Regione ha individuato dei centri di riferimento che 24 ore su 24 garantiscono l'angioplastica, quindi il trattamento appropriato nel caso di infarto diciamo, il 118 indirizza in questo caso quando appunto c'è l'indicazione. Quindi diciamo una ottimizzazione delle risorse dell'offerta sanitaria su un bacino più ampio, non più l'azienda ma la provincia. Benissimo, e moltissime necessità di natura ovviamente sanitaria emergono proprio in questo tavolo, no, in questa conferenza dei direttori sanitari. Qual è? Come direttori generali? Generali. Sì, ma noi ci troviamo all'incirca una volta al mese, affrontiamo un po' problemi concreti che abbiamo un po' in tutte le aziende. Ognuno porta in luce, mette in luce, diciamo, le problematiche. Su temi generali, sì. Chiaramente, perché poi ognuno di noi ha il suo specifico problema di azienda, ma poi affrontiamo i problemi più generali, ci confrontiamo e cerchiamo anche magari risposte comuni laddove ce n'è bisogno. Serve anche ad avere un maggior raccordo con il livello regionale, quindi un raccordo più unitario del sistema delle aziende con l'interlocutore regionale. La Regione Veneto è molto sensibile, lei proprio collabora attivamente, giusto, con la Veneto... Regione e vede un'attenzione particolare, insomma, rispetto ai problemi di salute. Sì, sì, certo, il Veneto da sempre ha questa grande sensibilità e come dicevo prima, una delle caratteristiche del Veneto è essere sistema. Quindi anche il raccordo tra il sistema regionale e il sistema delle aziende è un aspetto prezioso, perché affinché un'azione sia più efficace ci deve essere coerenza e unità non solo di obiettivi ovviamente, ma anche di come dire, strumenti e di azione tra il livello regionale e quello aziendale specifico. E lei si occupa anche di un'area vasta, importante, tra l'altro anche molto bella come quella dell'Altopiano di Asiago, vero? Dove c'è un'incidenza insomma anche di anziani, quindi Sì. di bisogno magari di alcune attenzioni rispetto alla salute appunto di persone della terza età. Come funziona un po' la situazione da queste parti? Tanto sì, ecco, io oltre l'azienda numero 3, oltre ad avere la pianura che è il Bassanese, anche nell'altopiano di Asiago. Allora intanto approfitto per sottolineare che è molto importante che diciamo, un manager legga il contesto in cui opera, nel senso che deve capire quelle che sono le esigenze specifiche di un territorio, che non sono anche le tradizioni, gli usi, la storia di un singolo territorio, perché questa si riverbera immediatamente anche nel rapporto con la sanità. Quindi la capacità di lettura di un territorio, intendo anche dal punto di vista sociale e economico, è molto importante per fare sanità, cioè non è una cosa avulsa dal contesto in cui opera. Quindi lei, dottor Alberti, deve studiare, come si suol dire, no? Bisogna studiare, veramente entrare nel vivo di una realtà territoriale. È la prima cosa che ho sempre fatto quando ho avuto una responsabilità di azienda, quella di approfondire le coordinate socio-economiche per capire dove quel sistema sanitario si innestava, come era nato, dove era nato e che caratteristiche aveva. Questo è importante per cogliere i bisogni di salute e per dare una risposta appropriata. In questo caso, infatti, la realtà di pianura, Bassano,
e la realtà invece dell'altopiano sono due realtà molto diverse tra di loro. L'altopiano di Asiago è una realtà di montagna che non solo ha una popolazione molto anziana, la più anziana del Veneto, ma anche è molto dispersa, quindi grandi superficie e una dispersione territoriale, perché sono solo 22.000 abitanti su un territorio molto ampio. Allora è evidente che questo richiede delle risposte adeguate, cioè che sappiano affrontare il problema sia dell'invecchiamento della popolazione, sia il problema delle distanze, quindi della mobilità, quindi dell'accessibilità delle strutture sanitarie. Delle strutture sanitarie, esattamente. Quindi diciamo, e devo dire che io in effetti credo, forse una delle prime cose, se non la prima che ho fatto, è quella di dedicare all'altopiano un chiamato progetto altopiano, nel senso di dedicare proprio un'analisi e una proposta legata alla realtà dell'altopiano, che tra l'altro ha anche due grandi temi, al di là di questo discorso generale, anche due grandi temi in questo momento, che sono sia il tema dell'ospedale di Asiago, del nuovo ospedale di Asiago, che è in progetto, in essere, o che è già partito? È previsto dalla programmazione regionale, ha anche un finanziamento dello Stato di 20 milioni di euro e per il quale abbiamo già avuto l'approvazione del progetto preliminare, quindi andremo entro l'anno in gara con il progetto definitivo. Anche questa è una realizzazione molto importante per garantire a quella realtà, che non sono mai, come dicevo prima, mai discorsi scollegati, avere un punto di riferimento sanitario su altopiano anche per il turismo, perché leggere un contesto vuol dire capire che se 22.000 sono le persone che normalmente abitano ad Asiago, però per un mese e mezzo d'estate o per 20 giorni d'inverno, 2 mesi, 80-100.000, quindi sì, da questo punto di vista questo ovviamente è un valore aggiunto, chiaro. Esattamente. Ma adesso qual è la struttura sanitaria più vicina all'altopiano, di cui appunto l'altopiano può... Beh, abbiamo l'ospedale di Asiago, che c'è? è quello vecchio, Quello vecchio. Quello vecchio che però ha problemi di tipo strutturale, diciamo, un po' forti, sì. E quindi la programmazione regionale ha deciso di, dov'era, anche fisicamente, di farlo nuovo. Quindi è una ristrutturazione oppure una costruzione ex novo da un'altra parte? Beh, no, è lì dov'è, quindi viene rifatto in sostanza, però nell'attuale sito. Sede. Sì. L'altro tema grosso è quello di Mezzaselva, sull'altopiano, che era il vecchio istituto elioterapico, che è stato chiuso dalla programmazione regionale alcuni anni fa, che però è un edificio in buone condizioni. Allora, anche qui che cosa fare per questo istituto? Allora l'idea, in sostanza, abbiamo fatto un concorso di idee, perché siccome poi tutti dicevano la loro. Certo, poi insomma le idee, il brainstorming, come si dice, ecco, porta sempre. Un'idea molto forte che abbiamo anche individuato è quella di fare di Mezzaselva un grosso centro per il sostegno di tipo sociale. Ovvero? E quindi vuol dire sostegno alla disabilità, e problematiche sociali di problematiche sociali ad ampio raggio, quindi una forte polarizzazione, cercando di dare una risposta a quei bisogni che oggi ci sono, ma che magari trovano delle risposte un po' vaghe, evanescenti. Un po' vaghe, oppure ti sposti, vai anche lontano, mentre invece si può costruire, diciamo, rivitalizzare questa struttura dandogli questo senso, quindi di utilità, di forte utilità. Certo, poi insomma si sa che la qualità della vita, no, dei centri urbani o dei territori è data anche dalla presenza di un ottimo sistema sanitario. Questo è uno dei primi segnali, no, della qualità di un centro abitativo o di un territorio. Quindi altopiano queste due polarità, nuovo ospedale e Mezzaselva, ma sullo sfondo
il tema dei servizi appunto su un territorio disperso e Bene, queste sono anziano. notizie positive, non le sapevamo, quindi la ringrazio insomma, di averci dato insomma, questi aggiornamenti nell'area dell'altopiano, poi entreremo un po' nel merito anche della zona di Bassano dove lei è operativo. Dobbiamo staccarci un paio di minuti per la pubblicità dei nostri amici, ma amici vi aspetto appunto tra pochissimo per continuare a parlare di salute con il dottor Valerio Alberti. A tra poco. Amici, bentornati in studio a Chiacchiere Caffè. Siamo sempre in compagnia del dottor Valerio Alberti, direttore generale della ULSS 3 di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Lo ripresento per chi si è collegato ora in tutte le sue numerose cariche, è anche coordinatore della conferenza dei direttori generali nel Veneto e poi vicepresidente FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Quindi abbiamo detto che ha insomma una trasversalità di compiti, sempre comunque nel settore della gestione manageriale appunto della sanità. Lei da sempre è stato attratto appunto dal management diciamo sanitario più che dall'essere un medico clinico, vero? Ha cominciato nell'81, adesso mi farà piacere con lei parlare un po' magari anche dei suoi dati biografici della sua vita. Ha cominciato nell'81 a Noventa Vicentina, vero dottor Alberti? Sì, io da subito ho avuto questa grande passione per la sanità pubblica, come tipo proprio di interesse professionale, quindi ho come dire, iniziato allora come assistente, allora si diceva ispettore sanitario, assistente medico in direzione sanitaria, in quella che era allora l'ULSS numero 9 del Basso Vicentino, che era il 90 e l'Onigo, adesso sono cambiate le cose, le geografie delle ULSS, esattamente, quindi iniziai lì insomma, quindi proprio ero da solo come medico in direzione sanitaria, quindi ho fatto in quegli anni, 5 anni, ho fatto tutto, è stato molto Faticoso. istruttivo. Sì, ma molto istruttivo perché, come dire, quando inizi dalla gavetta, cioè quando sei da solo devi fare tutto, gioco forza. È chiaro, E quindi bisogna... sei costretto a imparare, a renderti conto di tutto e quindi è stato molto formativo. Intanto lei, lo ricordo insomma per i nostri amici, è di Aosta, vero? Sì. Però è cresciuto poi a Padova e proprio da queste parti dove abbiamo i nostri studi televisivi vicino a Telechiara, proprio è stato un ragazzino che giocava, mi diceva, qui nel campo da calcio, qui dietro, quindi conosce bene, insomma, le sembra un po' di essere ritornato a casa venendo in questi studi televisivi. Altro che qui ho fatto 9 anni, dall'età di 9 anni, dai 9 ai 18, abitavo qui vicino, quindi per me veramente, quando passo di qui, per me è veramente un gran piacere. Giocavo a calcio qui nella parrocchia della Sacra Famiglia, ma allora in quegli anni la zona era meno costruita, è venuta su dopo, Chiaramente no? ha visto dei cambiamenti. Un bellissimo quartiere, giocavamo a calcio perfino in Piazzale Firenze, che adesso sarebbe una cosa impossibile naturalmente, ma lì allora c'era qualche albero ed erba e quindi si grandi poteva giocare spazi a calcio. aperti, insomma. Sì, allora era così. Bene, allora dicevamo, ha cominciato nell'81 a Noventa Vicentina e poi Poi è approdato dove? a Padova come vice direttore sanitario nell'87 e quindi ho fatto quasi 10 anni a Padova. Dove lei si è laureato? Sì, mi ero laureato prima e specializzato a Padova in igiene, laureato in medicina e specializzato in igiene e medicina Però già preventiva. sapeva che avrebbe voluto occuparsi di gestione sanitaria. Sì. Quindi aveva le idee ben chiare, sì, questo magari l'ha aiutata anche così a fare un percorso insomma anche abbastanza rapido. Sì, mi sono indirizzato subito, tant'è che feci anche 3 anni di un corso di programmazione sanitaria a Roma, allora, quindi tanto tempo fa. E no, è sempre stato il mio interesse, cioè interesse subito, amore a prima vista. E poi circa 10 anni a Padova in direzione sanitaria, prima come vice direttore sanitario, come direttore sanitario prima della riforma che è scattata nel 95. E cosa ha visto cambiare, dottor Alberti?
prima e dopo la riforma? Come è cambiato un po' il modello sanitario a Padova? Beh, diciamo che a Padova intanto prima della riforma noi c'era l'ospedale si chiamava Presidio ospedaliero, allora gestiva tutto insieme, l'ospedale civile, il Sant'Antonio il geriatrico e anche l'ospedale dei Colli, ex Sì. manicomio, no? Poi invece con la riforma c'è stato lo scorporo tra l'azienda ospedaliera e la ULSS territoriale che ha mantenuto gli ospedali, il Sant'Antonio geriatrico che poi è stato chiuso, mentre invece diciamo, l'ospedale policlinico universitario, l'ospedale civile, è rimasto come soggetto l'azienda ospedaliera, quindi si è diviso in due amministrazioni. Peraltro il Veneto da questo punto di vista è stato molto prudente, nel senso che questa operazione l'ha fatta solo a Padova e a Verona, cioè laddove negli ospedali c'era l'università. In altre regioni invece hanno scorporato anche altri grossi ospedali, invece il Veneto non lo ha fatto perché temeva di allontanare troppo l'ospedale dal territorio. E forse è stata una scelta Aveva giusta. questa paura e quindi Ha sì, mantenuto sì, l'unione delle due cose. sì, E probabilmente, dicevano, è stata una scelta azzeccata, dottor Alberti. Allora sì, certo, dunque il valore di mantenere il collegamento fra ospedale e territorio era ed è sempre e sarà sempre di grande attualità. Sul come credo che dovremmo molto ragionare su quale Quindi la ricetta. un tavolo ulteriore magari con tutti i direttori? Ma io credo che questo sarà anche il grande compito del nuovo piano sociosanitario che la nuova giunta dovrà affrontare. Bene, quindi dopo questi 10 anni a Padova, qual è stato il suo incarico Poi successivo? andai a Pordenone, feci per 2 anni il direttore sanitario, poi 2 anni il direttore sanitario, nuovo ordinamento in azienda a Verona, poi 3 anni il direttore generale alla ULSS numero 20 di Verona, 5 anni il direttore generale all'azienda ospedaliera di Verona e poi da 2 anni sono direttore generale a Bassano. E quindi insomma Bassano è diventato davvero la sua nuova casa dove Sì, da 2 può anni la mia nuova intervenire. casa. Qual è la situazione proprio del modello sanitario, la situazione sanitaria a Bassano del Grappa? Beh, allora, Bassano Pianura, visto che dell'altopiano abbiamo parlato, Bassano è un buon ospedale io fondamentalmente a Bassano sto spingendo molto su 2 politiche, o 3 politiche meglio ancora. Quella del miglioramento e la qualificazione dell'ospedale. Un ospedale è fatto da 3 cose: la competenza, se tu non hai personale sanitario, medici, non medici competenti, beh, insomma, poi puoi fare quello che Non vuoi, si può ma dormire molto serenamente. da una buona organizzazione e da buone tecnologie. Questi sono i 3, competenza, organizzazione e tecnologia, sono i 3 elementi che fanno la differenza. Io sto quindi lavorando Quindi si sta molto impegnando su questi 3 livelli. per quanto riguarda l'ospedale. Per quanto riguarda invece l'assistenza territoriale, diciamo, a Bassano avevo trovato una certa conflittualità con i medici famiglia che invece abbiamo superato e stiamo cercando di rilanciare un modello nuovo di organizzazione delle cure primarie e della medicina di famiglia, attivando, cosa che non era ancora stata fatta a Bassano, queste UTAP, unità territoriali di assistenza primaria, ma non solo, andando a un riordino generale di quella che è la medicina di famiglia. Terzo fattore è il rinforzo di quel che già tradizionalmente c'era del rapporto con i comuni, con le istituzioni locali e con le associazioni di volontariato, cioè la sanità nel rapporto con la comunità, che non è solo la comunità nelle sue istituzioni, ma anche con tutte le risorse e i soggetti che operano nel territorio, che in Veneto sono una grandissima risorsa, le associazioni di volontariato, il terzo settore, insomma.
Sì, è vero, il Veneto è un modello d'eccellenza anche in questo Assolutamente. senso, si sa, nel terzo settore. E ha citato l'UTAP, è questo modello d'eccellenza che lei ha sviluppato già al tempo del Ministero di Sirchia, vero? E lei è stato un collaboratore, Sì, dottor Alberti, sì, sì. dell'ex Ministro della Sanità Sirchia, Eh, quindi insomma è stata un'esperienza forte anche lì, insomma dal sì. territorio è approdato a un contesto Eh. nazionale molto importante come quello del Ministero della Salute. Sì, nel 2003 io per un anno sono stato consulente del ministro Sirchia e ebbi la fortuna di occuparmi insieme a due altre persone che voglio ricordare, che era l'ex assessore Covolo, che ancora opera comunque nel settore della sanità, e all'ingegner Marco Campari, che nome non dice niente, ma Ricorda chi altro magari opera, Campari. chi opera in sanità sa che si tratta di uno dei più grossi esperti, di consulenti un po' perfino della riforma della 502 dei primi anni 90, quindi un grosso esperto. E proprio con loro due diciamo che si lanciò questo discorso dell'UTAP, che quindi ricordo ancora quando il ministro Sirchia disse: chi si vuole occupare del problema delle cure primarie, noi tre. Timidamente, ma insomma siete stati Dicemmo veramente noi, e determinati. scrivemmo questo modello organizzativo delle UTAP, che poi l'anno dopo, nel 2004, fu recepito ufficialmente dalla Stato-Regioni, eccetera, eccetera, per cui insomma fu una cosa molto stimolante. Stimolante, anche questo è un modello veneto, cioè altre regioni non hanno questo tipo No, e diciamo poi di recepito modello. dalla Stato-Regioni è Poi stato diffuso in un secondo diffuso momento. un po', è stato comunque un punto di riferimento per tutte le regioni. Il Veneto, che da sempre punta molto sulla medicina di famiglia, ha anche l'UTAP come modello organizzativo evoluto, diciamo, è uno dei punti di riferimento della riorganizzazione della medicina di famiglia. Anche lì la differenza è sempre tra quanto si scrive e quanto si fa, Chiaro. perché poi magari Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. altro che detto antico e banale, ma Sempre verissimo, come tutti i verissimo, detti verissimo, popolari. verissimo. E dottor Alberti, come ha percepito, come percepisce oggi l'evoluzione di questa figura del medico di base, no? Dal suo punto di vista privilegiato, visto che si è anche occupato appunto di questa gestione, di coordinamento di medici? Una volta c'era proprio il medico che ti bussava a casa, veniva a curare il paziente, oggi è cambiato questo? C'è stata un'evoluzione o un'involuzione di questa figura del medico di base? È cambiato come è cambiata un po' la figura del medico in generale. Allora, è cambiata la figura del medico di famiglia, è cambiata anche la figura del medico in ospedale, perché non dimentichiamoci che le tecnologie e la specializzazione forte ha messo una distanza tra il medico e il paziente. Anche una visione d'insieme di quella che sono le Altro che. necessità e la salute, no? Altro che. Quindi, diciamo, il medico che io appunto preferisco chiamare medico di famiglia, più Sì, dà anche un che senso della medico riscoperta, del di contatto, base, no? proprio per accentuare questo aspetto. Diciamo, è cambiato perché mantiene un suo diciamo, rapporto importante con i pazienti, però io credo che in futuro dovremmo rivalorizzare questo suo rapporto di fiducia con il paziente, in particolare per quanto riguarda quello che è il tema di salute più importante, che sono le patologie croniche. Oggi c'è la patologia cronica e la patologia che accompagna molti cittadini, perché una patologia Purtroppo, cronica non si risolve, ma convivi, magari anche in uno con un stato. buon livello di qualità di vita, magari. Esattamente, però convivi. Allora, però questo accompagnamento richiede anche un rapporto di fiducia che va ripreso fortemente, Si è un po' centrando. spersonalizzato forse, no, nel tempo, Esattamente, c'è sì, in stato parte sì. un Quindi raffreddamento di quel rapporto umano che una mm, volta insomma era all'ordine del giorno tra quindi va medico e ripreso paziente. proprio puntando sul medico di famiglia e sul suo ruolo, che da questo punto di vista può fare molto. Bene, invece com'è stato lavorare al Ministero con un ministro come Sirchia?
Quell'anno, interessante perché sempre poi queste sono grandi occasioni di confronto, e, insomma il confronto apre sempre la testa, quindi fa crescere Certo, fa mettere in perché ti dà discussione, insomma. prospettive e quindi diciamo molto, molto stimolante come tipo di esperienza, questa in generale. Insomma, Sirchia è stato un buon ministro, magari ha lasciato insomma, anche lui un segno con la riforma, no, della sua legge sul fumo, mi diceva prima che è stato qualcosa insomma, che ha segnato un po' il suo ministero. Assolutamente. La legge sul fumo ha posto l'Italia una volta tanto all'avanguardia tra gli altri paesi europei, tant'è che molti paesi europei ancora adesso sono a copiare questa legge italiana, quindi ma al di là di questo aspetto devo dire che il valore del contrasto del fumo portato avanti da questa legge è in termini di salute straordinario, vale più di un'intera programmazione, cioè gli effetti che ovviamente non vedi subito sempre quando lavori sugli stili di vita, ma gli effetti sulla salute delle persone, che peraltro sono anche stati misurati nell'incidenza di patologie cardiovascolari o di infarto a distanza dell'applicazione della legge, sono risultati straordinari. Quindi è stata una legge importantissima e ha fatto dell'Italia un paese di riferimento Per una volta questo. siamo stati apripista, Assolutamente sì. ecco, dal punto di vista Sì, insomma, sì. anche della salute. Questo è stato veramente importante. E in Veneto com'è la situazione del tabagismo? Diciamo un po', il Veneto riflette un po' quelli che sono i dati nazionali, quindi il consumo è ancora elevato, Anche tra i quindi, giovani. sì. Quindi diciamo che le azioni di contrasto bisogna, come dire, insistere, bisogna non adagiarsi sugli allori perché abbiamo avuto un calo più Di significativo fumatori. e quindi questo è uno dei programmi di promozione della salute più importanti perché tutti sappiamo con certezza quanto sia nocivo il fumo. Eh sì, voi vi impegnate con programmi di prevenzione, di Sì, formazione nelle nelle scuole, vero? scuole Nei centri? molto, sì, esatto, organizzando anche corsi che aiutano a smettere di fumare, Sì, perché danno un insomma da sostegno soli non ce la anche. si fa, vero, dottor Alberti? A meno che non ci sia una motivazione fortissima. Sì, succede anche Sì, che, alcuni sì, sì, hanno sì, la che funziona. Sì, determinazione in alcuni casi il carattere dice smetto e uno ce la e fa. conosco molte persone che hanno detto smetta, hanno E ce smesso, l'hanno ho fatta. buttato No, via io il non ne conosco pacchetto, moltissime, devo dire, e oppure quindi ce la fanno momentaneamente e poi ricadono e riprendono io l'ho insomma a fatto fumare. 25 anni fa quando avevo mio figlio piccolo di 10 Ah, mesi. lei è stato fumatore, poi ha Sì, smesso, ah, 25 anni fa ho smesso, ho detto basta, senza ovviamente che mio rimpianti. figlio, no, avevo mio figlio piccolo e quindi Per rispetto, no, anche verso il bambino, per non assolutamente sì, sì, fumare. quindi sono dei momenti in cui, delle occasioni in cui dici, beh insomma, butta via, basta. Bene. E cosa pensa invece del neoeletto ministro della Sanità Fazio? Ma mi pare, il ministro Fazio è un tecnico e quindi credo, lui ha appena preso possesso del ministero, era sottosegretario, ma è diverso essere sottosegretario del ministro perché chiaramente il ministro può dare una sua impronta. Io credo che il ministro, anche per come si sta già muovendo, saprà dare, saprà, come dire, coniugare bene l'aspetto tecnico con quello politico, perché diciamo che le scelte richiedono sempre una buona visione, una buona politica, ma dietro ci deve essere anche una buona elaborazione tecnica, ci vogliono anche, come dire, ci vuole che le scelte siano indirizzate anche da robuste valutazioni di scenario, di dati, di studi, di approfondimenti tecnici sui quali poi la politica può scegliere più
facilmente, perché poi la politica sceglie quello che nell'interesse generale è quello che è più opportuno fare, però nel momento in cui queste scelte vengono operate avendo alla base una robusta, un robusto approfondimento tecnico, questa è l'opzione migliore, sempre quella che ha dato i migliori risultati, quindi da questo punto di vista credo che questo ministro possa, diciamo, realizzare proprio questo connubio. Avrà comunque il suo bel da fare, insomma, quello Assolutamente. non manca mai. Chi è stato il miglior ministro secondo lei finora, almeno negli ultimi 10 anni? È difficile dire perché ogni ministro ha dato diciamo, del suo. Io certo ricordo con grande diciamo, Guzzanti, che sa che veniva dalla carriera che poi che è la mia, quella della direzione sanitaria, e quindi lo sente più vicino magari come modo di operare. Ricordo questo splendido connubio fra diciamo, politica e tecnica, quindi, ma poi direi che ogni ministro ha accentuato un po' degli aspetti rispetto a un altro, quindi in assoluto è difficile. Invece tornando un po' al suo lavoro, qual è la cosa più importante, la caratteristica più importante che deve avere un manager sanitario, diciamo così? Tanta pazienza. Sì, sì, allora deve avere la capacità di fare subito, lo ricordavo prima, una buona diagnosi, che è una diagnosi del contesto in cui opera, ma anche una diagnosi dell'organizzazione che gli è stata affidata, perché anche oltre al contesto, anche ogni organizzazione ha una sua cultura, una sua storia, una specificità, quindi anche lì non puoi riproporre ricette standard. Stessi modelli. Esattamente, quindi al di là di quelli che sono discorsi generali, però ogni struttura ha la sua storia. Quindi la prima capacità è quella di una capacità diagnostica. Poi la capacità è quella di, a mio parere, di trasformare, cioè di riuscire a modificare le cose avendo un progetto, cioè non la gestione giorno per giorno, che è la gestione del singolo problema, che ovviamente devi fare per come poi i problemi inevitabilmente emergono quotidianamente, ma sono i problemi di tutti i giorni, ma dietro deve avere una visione, un progetto generale, cioè devi sapere dove stai andando. E quindi saper fare strategie, come si dice. Perché, dove vuoi andare. E quindi qual è il tuo progetto, e ogni azienda dovrebbe avere un progetto che è di tipo non solo strutturale, che sono quelli più semplici, fai una struttura nuova, insomma, sì, certo, è importante, ma il progetto più difficile è quello organizzativo, quello che entra nella competenza del lavoro che si fa, nell'organizzazione del lavoro che si fa, quindi nel servizio che dai al cittadino. Questa è la capacità più grossa, avere un progetto e poi conseguentemente organizzare una risposta moderna, di management moderno, che vuol dire coinvolgere gli operatori creando un clima anche favorevole di gestione, perché un operatore coinvolto dà di più, è più contento, è più motivato, certo. È più propositivo. Più propositivo e più aperto, anche più disponibile rispetto ai cittadini. Quindi una buona diagnosi, una capacità di visione, di progettualità, ma, ripeto, a tutto tondo, una capacità di gestire in modo moderno le aziende per trasformarle, perché diciamo, la sanità è in trasformazione continua e quindi richiede adattamenti dei servizi continui, aggiornamenti continui, quindi tu devi essere capace di garantire questo aggiornamento continuo e questo, diciamo, questo rimodellamento continuo, quindi non è un mestiere facile. Non è facile, però insomma la passione che lei ci mette l'aiuta. Sì, questo sì. E lei quindi, siamo in chiusura, dottor Alberti, invece lei dove vuole andare? Che progetti ha un po' nel cassetto, sia su Bassano che magari abbiamo visto anche a livello nazionale?
Beh, il lavoro che faccio mi appassiona, mi ha sempre appassionato e continua ad appassionarmi, quindi finché avrò questo motore interiore... Questo Ferrari. Sì, allora, per quanto riguarda Bassano, io vorrei fare di Bassano un'azienda modello per efficienza e qualità dei servizi. Ma c'è qualche modello esterno, penso magari anche al modello sanitario, non lo so, statunitense, piuttosto No, che no, no, non è no. in quel Io senso. quando dico fare un modello penso per la realtà bassanese vuol dire a una struttura competente, efficiente, vicina al cittadino, capace di prendere in carico il cittadino e i suoi problemi, essendo amichevole, Quasi un non ospedale di distanza. famiglia, come un medico di Sì, famiglia. quindi vincere la doppia sfida, non solo quella della tecnica, della qualità professionale, ma anche quella della vicinanza e del sostegno al cittadino. Questa è la sfida e quindi il mio diciamo, obiettivo è quello di riuscire, il mio sogno è quello di riuscire a fare di Bassano questa realtà. Insomma, ci sto provando e ci proverò nei prossimi anni ancora Si per quello. impegnerà, insomma, di sicuro i risultati arriveranno. Bene, dottor Alberti, io la ringrazio molto di essere stato con noi, ci ha aperto, insomma, una bella finestra sulla gestione del sistema sanitario in Veneto e poi in particolare a Bassano del Grappa, e le faccio tanto in bocca al Grazie. lupo e, insomma, quando vorrà tornare ad aggiornarci sui suoi successi professionali, io l'aspetterò sempre volentieri. Amici, salutiamo il dottor Valerio Alberti, io vi aspetto sempre domani, se vi farà piacere essere in compagnia con noi a Chiacchiere Caffè, dalle 11 alle 12 qui nel salotto di Telechiara. Ciao, grazie, a domani. We get it almost every night when there